ci uniamo anche noi alla richiesta fatta adesso dalla consigliera Cremaschi, perché anche il nostro gruppo ha depositato venerdì, insomma, una proposta su questo tema, che però, insomma, la nostra è un po' più ampia, perché cerca di trovare una soluzione per tutte le forme di discriminazione e di violenza, non solo insomma, la violenza sulle donne. La nostra, sì, come diceva il consigliere Novelli, è una buona legge, però è un po' datata, e sono subentrate comunque nuove leggi, o comunque, insomma, c'è il DPCM del 2014 che ha introdotto modifiche sui centri antiviolenza e case rifugio, insomma, inserendo anche le definizioni, i requisiti e i servizi, appunto, che i centri antiviolenza e le case rifugio danno. Molte regioni hanno già adeguato la propria normativa in riferimento a questo DPCM e alle altre, insomma, alle altre novità su questo tema. È indubbio che questo è un problema un altro dei problemi molto gravi che ha la nostra società. Solo, insomma, di ieri l'ultima notizia sentita ai telegiornali, insomma, di una donna sessantenne che è stata uccisa per una questione di gelosia da parte dell'ex compagno. Quindi, insomma, è un altro problema che deve essere affrontato, e sicuramente bisogna partire anche qui dalla scuola e dalla sensibilizzazione e dalla formazione dei ragazzi e dei bambini su questo tema, e anche sul rispetto dell'altro, sia sulla base dell'orientamento sessuale, ma non solo, sulla base del genere, dell'orientamento sessuale, sul rispetto delle diversità altrui. Quindi è un tema molto ampio, che sicuramente deve tener conto anche del recupero e delle azioni volte al recupero dei soggetti maltrattanti, però appunto ci uniamo anche noi alla richiesta della consigliera Cremaschi, in modo da poter portare allo stesso tavolo tutte le proposte e fare un ragionamento generale su questo tema, per adeguare la normativa e tenere in considerazione anche questo aspetto, che è uno degli aspetti che ha questa problematica.